Oggi prepariamo un piatto tipico del Friuli, un piatto decisamente invernale, la brovada col musetto, ovvero col cotechino. Qui abbiamo un cotechino artigianale e la brovada non è altro che una rapa rossa all'esterno con la polpa bianca che viene grattugiata alla fine dell'estate, messa in aceto, vedete il colore violetto di questa brovada, e vengono cucinati nel mio caso separatamente, ma poi serviti insieme. La brovada, che ha questo sapore agro, aiuta a sgrassare la bocca dopo aver mangiato un elemento molto grasso come il cotechino. Per prepararlo io lo foro perché il cotechino ha molte parti grasse e questo grasso deve poter uscire durante la cottura, rimanendo all'interno la parte più gelatinosa che rende il gusto molto morbido e piacevole. Normalmente nelle famiglie si cucinava e si cucina anche adesso il cotechino dentro l'acqua, cioè in bollitura. Io invece lo preparo al vapore perché secondo me in questa maniera il grasso in eccesso esce e non va a contaminare più la parte che si cucina. Vedete, ho inserito 2 stecchini grandi in modo che la pelle non si rompa e si mantenga in questa maniera durante la cottura per essere poi tagliato e servito a fette. Lo vado a mettere nella pentola per essere cucinato a vapore e in questa cottura deve rimanere 2 ore, 2 ore e un quarto circa, sempre bollendo abbastanza velocemente. Mentre il nostro cotechino o musetto si cucina, noi andiamo a preparare la brovada che sarà il suo accompagnamento. La brovada la preparo in una maniera molto semplice, mettendo semplicemente del buon olio d'oliva nella pentola, aggiungendo 2 foglie di alloro e 2 spicchi di aglio che vado a preparare togliendo la buccia che lo copre, e quindi l'aglio è molto saporito ed è quello che darà un po' una nota caratteristica a questa nostra brovada, diciamo agra. Ecco, metto questo, metto all'interno l'intera brovada, aggiungerò un po' di sale e una macinatina di pepe, poi magari si aggiusta durante la cottura, e vado ad aggiungere, cosa molto importante perché anche la brovada deve cucinare per un bel po' di tempo, anche questa circa 2 ore a fuoco basso perché deve diventare molto morbida, e vado a coprirla con del brodo vegetale che ho precedentemente preparato. Quindi, come vi dicevo, una cottura molto lenta, ed era la cottura tipica che veniva fatta all'interno delle cucine dove c'era la stufa a legna. Per questo questa cottura lenta rendeva tutto poi saporito e morbido. Ed ecco la nostra brovada, il nostro cotechino o musetto dopo 2 ore di cottura. Pronto il cotechino per essere tagliato a fette ed impiattato, e noi lo facciamo. Una bella porzione di brovada e andiamo a tagliare il cotechino. Mettiamo 2 fette perché 2 fette di questo spessore sono più che sufficienti per un secondo corposo. Lo appoggiamo così ed ecco servito il nostro musetto e brovada.